Stiamo registrando? Vai. Let's go ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ovviamente cava nuova, come solo Team FS sa fare. Perché ripresa notturna? Perché abbiamo preso un pescione, raga, pescione della Madonna. Però ci vediamo domani mattina con la luce. Adesso caliamo Deeper Quest, che è il protagonista di questa sessione. E che dire, a tra poco. Quanto? Porca troia, vecchio! Vendiamo! Buongiorno così ragazzi. Una gran specchio, un bellissimo pesce. Un bellissimo pesce, un gran combattimento, over 20. E adesso ve la mostriamo. Mica. Dai. Pescione, raga. Pescione. Troppo contento, sono senza parole. Posto nuovo, cava nuova. Pescione arrivato. Nel cuore della notte. Un gran pesce, una gran specchio. Troppo contento, raga. Troppo contento. Bellissima, Spettacolo ragazzi. Con un pesce del genere come possiamo non fare una foto in acqua? Un mostro, sono ultra contento. Oggi siamo qui anche per provare il nuovo barchino. Una cannonata, ha portato direi subito il risultato. Siamo stati circa 3 ore a girare sugli spot e dopo 3 ore mi sono segnato i punti. E stanotte ci è venuto a trovare questa meraviglia. Uno spettacolo. Ciao Toro. Siamo raga, spettacolo, spettacolo. Sono sicuro che potete capire in questi momenti l'adrenalina e la gioia, insomma. Che dire, spettacolo. Che dire ragazzi, sono un po' in crisi, ecco. Un po' in crisi, ho dei dubbi sui terminali, sono entrato in un periodo mistico, diciamo. Però ho voluto tornare un attimo alle origini. Cioè, le origini, insomma, un terminale che mi ha regalato tante belle catture, anche in posti difficili, dove il pesce è un po', come dire, smaliziato, le più grosse fanno fatica a mangiare e alla fine è un D-rig, un combi rig, con una sezione morbida molto corta, parliamo all'incirca di 2 cm e mezzo massimo, non credo che arrivi ai 3. Un piccolo kicker, in questo caso l'ho messo colorato per confonderlo un po' col fondale, e un amo long shank beaked di corda. Mi piacciono parecchio questi ami, soprattutto perché hanno la punta che diciamo è a becco, è un po' curva all'interno, quindi quando si va ad aggrappare la bocca del pesce ha un'ottima presa. Differenza sostanziale rispetto ai terminali che stavo utilizzando in questo periodo: l'ho allungato, perché la sezione diciamo di fluorocarbon all'incirca sarà sui 17-18 cm e se aggiungiamo amo e sezione morbida arriviamo a 21-22. Questo perché siccome che su questo lago le carpe sono parecchio sospettose, cioè sono state ingannate negli anni, si sono fatte veramente furbe, diciamo che voglio tenere il mio innesco un po' più lontano dal piombo, perché per quanto
possiamo utilizzare piombi mimetici. Qui l'acqua è veramente cristallina, c'è un'acqua spettacolare e credo che un po' si possa notare. L'ultima operazione per concludere questo terminale, sulla vaporiera scaldiamo un po' l'acqua, esce il vapore e andiamo a stirare la parte di fluorocarbon di modo che sia bello dritto. Ovviamente non li passiamo sopra le nostre dita perché non dobbiamo fare uno stracotto, ma li passiamo solo il fluorocarbon. Si va avanti e indietro per un po', 20-30 secondi circa, tenendolo tirato le due estremità e nulla. Ecco, questo fa sì che il fluorocarbon sia bello dritto. State tranquilli che non si rovinerà perché col vapore non lo brucia, però fa sì che sia dritto. E sicuramente tanti di voi lo sanno, quando la carpa, diciamo, prova di andare a mangiare il nostro innesco e lo espelle, non rimane allamata, dobbiamo ritornare in un assetto, non dico perfetto al 100%, ma almeno al 90%, ecco. E un po' col fluorocarbon che è rigido, un po' con l'anti-tangle, se mi dovesse andare sul piombo, l'idea che insomma ho è che mi va a separare il tutto e me lo ritorno a posizionare nel modo corretto. Ora sono basso io, non qui. Metto così? No, stai normale. Stai già registrando? Sì. Bene. Bene ragazzi, finalmente sono riuscito a portare Luca in un posto che non conosceva. Io questo posto è la seconda volta che ci vengo, ho avuto l'opportunità di conoscerlo grazie al mio carissimo amico. Vabbè, non sto a specificare il nome, comunque diciamo abitiamo abbastanza lontani. Questo lago è un punto di incontro perché siamo circa a metà strada, io e lui, e sono venuto a fare una sessione l'anno scorso. Per chi ha avuto modo di vedere sui social, comunque ci sono le foto, abbiamo fatto due pesci veramente belli e probabilmente nel corso di questo video avete visto che anche Luchino ha avuto la fortuna, no? Assolutamente. Di riuscire a catturare uno di questi pesci magnifici. E che dire, il posto è abbastanza particolare, è un posto, devo dire, grande, tutto sommato. Ci sono poche postazioni per quello che potrebbe permettere il luogo. Sì. E non è semplice, secondo me, fondamentalmente per due principali azioni, insomma due principali approcci, perché ci sono pochi pesci, si vedono relativamente pochi salti, è difficile capire dove sono. E nonostante, ecco, comunque avete visto nel video, abbiamo un ottimo barchino, una new entry, diciamo, nel progetto Team FS, che ci permette di scansionare veramente bene. Sì. Insomma, stiamo imparando a conoscerlo perché veramente abbiamo iniziato a utilizzarlo in questa pescata e è difficile trovare gli spot, è difficile perché sono piccoli, sono dei piccoli segnali e è complicato coglierli. E poi che altro da aggiungere, insomma, siamo giù in tre, stiamo cercando di approcciarci con tre tecniche, insomma tre hotspot differenti, inneschi tutti differenti. Per il momento quello che ha pagato è un innesco che ha scelto Luca, però diciamo che forse il punto comune su tutti i terminali la parte finale che stiamo utilizzando credo che sia cercare di essere il più
invisibili, Mimetica, sì. se vogliamo, cercare di farsi notare il meno possibile. Penso che sia una cosa fondamentale qui, perché comunque l'acqua è molto pulita, devo dire la verità, anche rispetto all'anno scorso quando sono venuto io è ancora più pulita, e ora non abbiamo la possibilità di uscire in gommone, ma sono sicuro che nei punti dove ci sono 3-4 metri d'acqua si vede tranquillamente il fondale. E poi che altro, insomma, la cava principalmente ha il fondo che è prevalentemente duro, non c'è tanto sporco, ci sono dei punti dove c'è qualche incaglio, ovviamente, insomma, sapete anche voi le cave di estrazione, ma in tutta Italia, questo non è specifico questa, hanno dello sporco un po' sul fondo, insomma, dovute anche alle elaborazioni precedenti, alle estrazioni e così via. E direi che passo la parola a te, insomma, per dire un po' quello che ne pensi, insomma, di questo ambiente, ecco. E se sei contento del posto, insomma, visto sì, che sì. di solito mi porti sempre tu in posti nuovi, a sto giro ce l'ho fatta io, insomma. No, ti ringrazio a te, Jack, insomma, per avermi portato in questo fantastico posto. Una cosa che mi viene da dire è anche che qui c'è veramente una profondità elevata, cioè giriamo dai 13 fino a punte di 15 metri, e come approccio di pesca sì, direi che fondamentalmente mi sono affidato alle ABA e a 2 linee di blast bait, dopo magari vi mostro nel dettaglio. Come diceva Michael, ho cercato di mantenere, diciamo, un settaggio più invisibile possibile, proprio perché qua le carpe sono molto diffidenti. Non ce ne sono tante e quelle poche che ci sono veramente grosse. Abbiamo visto, insomma, dai social che ci sono dei pescioni veramente importanti, e speriamo, insomma, di portare qualche altro pesce in camera. Sappiamo che è difficile, sappiamo che l'attività dei pesci è principalmente nelle ore notturne. Forse dovuto anche al fatto, diciamo, di essere ancora più invisibile. Credo. Può essere, Perché assolutamente può essere. secondo me di giorno comunque i fili li vedono, cioè ok essere mimetici, ma non riusciamo a essere mimetici come di notte. Probabilmente l'acqua così trasparente, insomma, non so, anche una piccola rifrazione, sono furbe ragazzi, sono tanti anni che abitano qui, sono Sì. state prese, non troppe volte, però sanno dove puntare Abbiamo sicuramente. E beh, insomma, il pesce che hai catturato tu penso che, insomma, non era mastodontico, era un bellissimo pesce, 21,5 comunque, però si è fatto dare del lei. da subito, dalla quella classica partenza lenta, progressiva, partita a cannone, ferrata, un masso, ed è partita ancora. È stato un bel combattimento. Arrivata nel sottoriva si è comunque scatenata e poi ha subito puntato alla nostra destra, che c'è una grande massicciata con dei tronchi sommersi a circa 5-6 metri da riva, e per fortuna sono riuscito a contrastarla e a portarla a guadino insieme a Michael. C'è da dire, rega, che dopo mezz'ora, circa 40 minuti, è partita la stessa canna. Ahimè, peccato, l'ho slamata molto vicino a riva, era più piccola, è stato anche quello un gran combattimento. E Non però, tanto più piccola, però direi. beh, era comunque una bella specchiona, però sapete anche voi, magari una volta si vince, una volta si perde. E Purtroppo io qua l'anno scorso ne ho perse 3, quindi è tosto, è difficile. non è facile, considerando anche tutti i dislivelli che ci sono. Sì. Cioè, bisogna riuscire a tenere sempre la carpa alta. Magari qua un piccolo tips che possiamo dare, anche se sembra quasi scontato, è quello di tenere il gommino della safety clip Sì, appena appoggiato. puntato, appena puntato, in modo che, cioè, qui ragazzi, posti del genere non sono posti da 50 partenze in un fine settimana, sono posti da poche partenze di Sì, qualità sì, sicuramente, e cioè
capisco che magari uno dice non voglio buttare via, però buttate via 2 euro di piombo, 3 euro, e insomma sapete anche voi, quando riuscite a sganciare il piombo il pesce tendenzialmente viene a galla e è tutto un po' più facile, ecco, anche perché comunque ci vogliono quei piombi almeno dei 110-120 grammi per stare in pesca tranquilli, ed essere sicuri che ci sia una buona autoferrata e insomma combattere un pesce con quel piombo lì che gli penzola, te la tiene un po' più sul fondo, ecco, insomma non te la fa lavorare bene. Poi se c'è magari l'albero, la massicciata, sa che ha il peso, ci gira intorno, perché come dicevo prima sono furbe, sanno dove andarsi a incastrare e sanno la loro, cioè questo posto qui è abitato da loro, ci vivono da tantissimi anni e penso che insomma quando è iniziato a venire sull'acqua, che hanno trovato la sorgiva, quindi all'incirca 30 anni fa, se non qualcosa in più, qui c'è l'obbligo, come penso in tutta la regione, di mettere i pesci. Sono stati messi quelli, penso non ulteriori immissioni, credo, non sono sicuro, ecco, non sono andato a indagare. Il gestore aveva detto che ne ha rilasciate un po' nel 2017, un ceppo ungherese nel 2017. Però non tanta roba, insomma. No, non Cioè, parlava di tanti grossi pesci. numeri. Difatti, come ci diceva qui, le carpe che popolano questo lago sono poche, però abbiamo visto. Sì, sono poche, sono di qualità, però insomma sono furbe. Non so, ingannarle è difficile, non è un posto scontato sicuramente, e nonostante, cioè, comunque avrete visto anche un terminale, non so se prima di questa clip o dopo, un terminale che mi ha fatto catturare pescioni, è un terminale, cioè, insomma, fatto bene, non lo so, insomma, sono fiduciosi in quel terminale lì. Sì, ma come darti torto quando ti fidi Cioè, quando so che dico devo ingannarle, devo essere invisibile, tutto quel terminale lì mi dà la piena fiducia. dita incrociate, Però tenete dita incrociate anche voi. Qui è difficile, ma è forse anche, cioè, considerate ragazzi che è distante da casa mia, abbastanza, c'ho un po' di strada, però ci vengo perché so che anche se faccio 2 partenze sono contento. 2 partenze in 3 giorni sono contento, cioè sono meno contento quando capita di perderle, però 2 partenze, cioè non voglio togliere nulla agli altri laghi, assolutamente, non sono qui per criticare, però se devo mettere a paragone in certi posti dove in un weekend fai 40 partenze, cioè forse sì, bellissimo, no? Senti suonare gli avvisatori, però dopo un po' magari dici che palle, sempre dietro a rilanciare, bim e boom, è sempre in movimento. Qui no, qui c'è molta più tranquillità, c'è molto più studio dietro, Vedo sì, proprio perché quello, il comunque contesto. non so se l'hai detto con i ragazzi quanto tempo sei rimasto ieri a studiarti lo spot col barchino, ce l'hai messo. Sì, mi sembra di averlo detto. Comunque Con circa la carpa. 3 orette circa, quindi ragazzi, Sì. 3 ore per studiare gli spot non sono poche. Sì. E- Considerando che comunque la nostra postazione ha un grande specchio d'acqua. Sì. Quindi ho girato sì anche lì parecchio, però ecco, qui sicuramente lo vedo più una carpa sudata, proprio qua devi metterci Sì. veramente tanta tecnica, a differenza, come dicevi te, nulla a togliere a altri laghi, però altri Sì, laghi diciamo con che più ti perdonano i popolazione. piccoli errori, ecco, se fai il piccolo errore nella calata di butto lì 2 metri, pazienza, qui 1 metro di differenza, 1,5 metri ti cambia veramente tanto, ecco, insomma. Poi che dire, insomma, sulla pasturazione ho tentato la pasturazione mista, so per certo che qui, sotto consiglio di Jack, il mio amico di cui parlavo prima, vanno delle palline pressoché non fruttati, però diciamo palline un po' vecchie a scuola, se vogliamo, quindi magari spezie, pesce, così via. E per amalgamare il tutto gli ho voluto mettere un po' di pellet, che penso che male non fa, insomma comunque crea attrazione, e per non saturare troppo lo spot un po' di fioccato con un misto granaglia.
ecco, insomma, per dargli un po' di scelta. Mm. Di differenza rispetto alla tua, sicuramente la mia è una pastura più umida, più bagnata, perché sicuramente per differenziarmi da te, per vedere tra i due, insomma, quale poteva andare. Al momento la tua, ci credo ancora comunque nella mia, e però anche insomma per cercare di fare più colonne, creare più microparticelle, perché molto più esatto, sono convinto sfarinato. che qui le carpe si muovono in piccoli branchi, no? E come hai visto prettamente di notte, quando arrivano lì, hai visto anche tu, ti è ripartita nel giro di mezz'ora, 40 pochissimo, minuti. sì, sì. Sono convinto che con particelle più piccole le teniamo per più tempo nello spot. Cioè insomma la mia idea è stata Sì, la quella. teoria ci sta, la teoria ci sta. Al momento non ha pagato, so, anche se insomma sono un po' non demoralizzato, però sono un po' incazzato con me stesso, insomma, detta fuori dai denti, però so che qui la prima notte è difficile da catturare. E me l'ha sempre detto mio amico, lui ci è già venuto molte più volte di me: vai tranquillo, domani ti incazzerai e sbatterai la testa, farai pressioni forse, facciamo le dita, la seconda notte, perché comunque è così, è bastardo sto posto, però Vediamo, dai. al tempo stesso ti fa capire dove devi andare a curare. Cioè qui è il posto esatto dove ti fa dire: stai pescando così, l'hai fatta, ottimo, sei a un ottimo livello, perché tanti ragazzi vengono giù e vanno a casa così, cappelli in testa, sguardo basso. Cappotto è sempre dietro l'angolo. Sì, decisamente. C'è da dire che abbiamo comunque trovato un tempo buono per questo weekend. Sì, diciamo che secondo me siamo all'inizio della stagione forse più bella per il carfishing, dove di giorno c'è ancora quel caldino, no, che scalda l'acqua, non in modo esagerato, però di notte scende. Freddino. Sinceramente ragazzi, io ho avuto la fortuna che sono col furgone, la notte sto bene. Luca stanotte aveva un po' freddo, mi sa. Non mi sono portato la stufetta, quindi un po' ho patito, però un buon sacco a pelo, eccoti. Sì, all'incirca piacevole. 15-16 gradi. È la prima settimana di settembre. Sì. Secondo me ecco, questo qua è proprio l'inizio, cioè quel mese e mezzo, 2, dove hai l'opportunità di fare i pescioni, perché anche loro iniziano a sentire il freddo, vogliono ingrassare, vogliono mangiare, mangiano tanto, perché comunque devono affrontare l'inverno, e incrociano le dita. Qui ci sono e io spero di portarvi davanti alla camera, ma sicuramente qui lui, no? Questo brutto ne farà un'altra, sono convinto. La porto prima io, raga, lo sapete anche voi. Lo sapete anche voi. Sapete Crederci anche voi. sempre, crederci sempre. E poi facciamo una nota, insomma, non c'è Andreino in questa pescata perché Andreino è stato impegnato in 5 giorni di fuoco e fiamme. Sì, Non so se uscirà prima il suo video questo, ma ha fatto 5 giorni di fuoco e fiamme. priorità a me e te, assolutamente. Quindi Andrea, aspetta. Decisamente. Però, che dire, vi do un piccolo spoiler. Vai, vai. Con le ABA ha fatto una strage, ragazzi, aveva 10 kg di ABA, ma insomma Circa. ha detto che ha male dappertutto. È venuto a casa che ha il segno nelle gambe da gran pesci che ha preso, ha fatto 2 over bellissime, Tra cui il suo personal best. personal best, ha fatto un acquaio, primo acquaio della sua vita, e niente, insomma aspettate il video, andate a guardare perché sicuramente meriterà. Sì. E con le ABA lui ci crede, lui crede nel progetto ABA più di chiunque altro, forse più anche di te a volte, perché lui ci sbatte veramente la testa e le tira fuori. Sì, sì, io magari a volte mi lascio toccare anche da altre esche. Andrea, se decide solo ABA, porta dietro solo ABA. Quindi anche il suo mix da pastura è prettamente solo ABA. Sì. E a differenza mia, per questa sessione che ho fatto un po' come te, solo che io ho preferito qualcosa di un po' più consistente, poche particelle. E niente, tanto di cappello a Andrea, perché come ho detto prima, bisogna sempre crederci, sempre Sì. crederci. Il niente. progetto ABA, insomma, speriamo che anche grazie al supporto dei ragazzi, perché comunque non so se uscirà prima,
o uscirà dopo un ulteriore video speciale, perché non pensate che non ce ne siamo accorti, abbiamo raggiunto un gran traguardo. Grandi raga! Numeri 1! Siamo arrivati ai 3000, cioè siete fondamentalmente, perché io non è da tanto che insomma faccio parte di questa realtà, in minima parte, però insomma la sento un pochino anche mia. Certo. E sono soddisfatto di questo, perché comunque ce la siamo sudata. Certi video insomma vanno di più di altri, ma come in tutte le realtà insomma non può piacere tutto, però stiamo cercando di portarvi tanta qualità sui video. Ulteriori contenuti non sempre prettamente legati alla Esatto. sessione in sé. Probabilmente sarà uscito un nuovo format, Sì, sarà no già filter uscito. tips. Un'idea di Michael. Insomma quello lì è un mio piccolo bimbo. Spero che vi piaccia, un format un po' rivoluzionario per il canale, corto, specifico, perché Sì, sono tanti tips. video veramente corti. Spero che vi possa tenere compagnia magari al lavoro, o perché no vi possa aiutare in una situazione specifica, dove ad esempio come me in questo momento sono leggermente incazzato, dico dove sto sbagliando, magari guardo quel video, cazzo, mi mancava, oddio, Sì. si può dire? Certo. Mi mancava quella particolarità, mi stava sfuggendo, perché alla fine ragazzi, chi pesca da un po' di anni lo sa, cioè chi pesca sa pescare bene, è quello che gli sfugge, no? È quel piccolo dettaglio, perché ci sono tante varianti, ti sfugge quel dettaglio che stai sbagliando, aggiusti, magari guardando il video, no? Che non ti ricordavi, aggiusti e fai il pesce. Sì, Tante sì, volte sì. mi è successo così. Comunque vi lasciamo la playlist dei video usciti qua in alto alla nostra sinistra. Per concludere comunque il discorso, niente, insomma, 3000 iscritti, uscirà un video ad hoc, Festo! perché insomma Luchino diciamo che ha messo mano a qualcosina che è in tasca, quindi Che erano in tasca. erano. No, dai, siamo contenti degli sviluppi del canale, del vostro sostegno, del grandissimo supporto che ci date tutte le volte. Aprire i social e trovarmi messaggi gratificanti, credetemi, riempie il cuore di gioia, tanto che ci spinge sempre a fare qualcosa di nuovo e di cercare qualcosa di diverso che può essere il contesto di pesca, ecco. Ah sì. Beh, insomma, che dire, loro oltretutto non credono solo nel progetto Team FS, ma credono anche nel progetto ABA, perché in questo periodo qua, insomma, di transazione, poi non entro nel dettaglio, in tanti mandano messaggi, raga, mi servono e tutto così. Sicuramente quando uscirà il video saranno già tornate. E gli voglio dare uno spoiler, ragazzi, Cazzo ulteriore. spoiler. Stiamo lavorando, ragazzi, per ampliare la gamma, e credo che questo lago qui nello specifico gli abbia dato l'input a Luca per Quella piccola variante. avere una variante diversa. Sì, assolutamente. Perché insomma, che dire, ABBA sicuramente è un buon progetto, è un'ottima pallina, però in certe situazioni forse ci vuole qualcosa di diverso. Cioè, non per togliere qualcosa a ABBA, però Una composizione chimica esatto, diversa. un segnale in acqua diverso. Sì, un segnale diverso. Quindi insomma, schicciate like d'obbligo per avere questo nuovo progetto. Ci stiamo lavorando già da un po', sicuramente non ve l'avevamo detto perché non eravamo forse al 100% convinti. Sì, diciamo che mantenere una sola linea ti dà tutto il focus su quella linea. Però insomma, abbiamo deciso, ecco, di sviluppare anche qualcosa in più. E qui insomma, che dire, prendo la parte io perché lui è un po' timido. Dateci idee, scrivete nei commenti insomma un possibile nome per questa linea. Che dire, diciamo che sarà una linea improntata forse, lo diciamo, Con forza. un po' sulla vecchia scuola, ecco, come impronta olfattiva, ecco. Quindi non voglio entrare ulteriormente nel dettaglio perché so che vi piace insomma quel brividino, no? Però dateci qualche idea, scrivete qualche nome e perché no?
forse potresti essere tu che hai scritto adesso. Potrebbe essere il nome che hai scritto Se ora. utilizzeremo il tuo nome, vincerai 5 kg della fantastica esca nuova. Va bene, Come ok. vengono le idee? Ok. Il nome più bello che Ok, sarà ci qui sto. nei commenti e verrà scelto, Assolutamente. ovviamente seguendo anche il parere di Andrea, verrà scelto, verrai contattato, anzi iscrivici tu sui social, Magari appunto per agevolare un po' le cose. ci iscrivi e 5 kg della Commenta nuova qua esca. sotto e poi scrivici sui social, magari col nome che hai su YouTube, col tuo nickname, Esatto, così da collegarti e poi sceglieremo. Assolutamente, ci sto. esatto. Ci sto. Ovviamente dovrai portare un po' pazienza perché dovrà partire la produzione, il tutto. Quindi si parlerà sicuramente 2026, direi. Non penso prima. Sì, E assolutamente. Ci però- vuole del tempo. Però, che dire, aprirai forse la stagione con questi 5 kg e catturerai. Pescioni vecchio, pescioni nastro. Ovviamente se farai il pescione a nastro taggaci. Va bene, dai. Ok. Che dire, 2 o 3 info del lago ve le abbiamo date, 2 o 3 piccoli tips sulla nostra Sì. tipologia di pastura. Il E pescione. uno è già uscito, peccato per il secondo, ma sono sicuro che il lago ci porterà qualche altra soddisfazione. A me. Ho usato il plurale, Ah, magari entrambi. Io ragazzi sono sincero, l'anno scorso qui sono venuto in una stagione invernale, è stata una gran sessione per me, a mio avviso, cioè non ho fatto tanti pesci perché in totale eravamo io e Jack, abbiamo fatto 5 partenze, 2 lui e 3 io, 3 le abbiamo perse purtroppo, però è stato sfortunato perché col ghiaccio c'era -4 la notte, sono andato a bagno, bagno. senza waters. Quindi non lo so, se forse c'è una piccola maledizione, una macumba, non lo so. Però ci credo, ecco, insomma, ti ho detto, non lo nascondo, a me questo lago mi affascina parecchio. Sia l'ambiente che c'è attorno, no? Lo studio che c'è dietro. Cioè, negli ultimi... Se mi riguardo circa 6-7 anni fa, 10 anni fa, quando ero all'inizio, insomma, questi posti qua non li, cioè, li consideravo, ma poco, perché preferivo fare tante partenze. Adesso il mio carfishing negli ultimi anni si sta rivoluzionando. Preferisco avere poche partenze di qualità, studiare dietro. Ci sta, dare proprio la ricerca. ci Sì, sta. poi non ti nascondo, magari quelle 4-5 pescate all'anno dal laghetto, no? Dove vai, fai le 10-12 partenze alla Cara giornata, me le divertita, faccio. sì. Cioè, l'abbiamo fatta anche assieme. Garantito. Mi viene in mente, insomma, al Rosario, insomma. è Lasciamo così. qua il video, se vi interessa, insomma. Ci siamo fatti la sfida invernale con il lancio, il barchino. E con l'Amur spaccaguadini, insomma, Mamma mia. dettagli, ma niente spoiler, andate a vedere il video. Ah, a proposito, vi avevo chiesto di fare una colletta, non l'avete fatta, mi è toccato comprarlo io il guadino. Grande Michael, ho Abbiamo fatto un guadino storico, C'è il grano, ma questo Vabbè. è IVA. Sono sincero, non è un guadino da soldi, però penso che Luca abbia più che apprezzato il gesto. insomma. Assolutamente, bella lì. Alla fine lui e suo fratello rompono 20.000 guadini all'anno. Oh, c'è chi fa pesce e chi regala guadini. Che dire. Speriamo. Dai, che dici, andiamo a calare? Sì, direi che... Cioè, a calare, perlomeno io adesso devo ristudiarmi un po' gli spot perché non sono propriamente convinto. Quindi andrò a utilizzare... C'è da dire che Nuovo hai fatto acquisto. calate fidandoti appunto dei consigli di Jack, quindi non hai utilizzato l'eco del Dipper. Sì, Quest. sì. Adesso me li devo studiare un po' col Dipper, vedere, cioè sono sicuro che quella zona lì è giusta, però come dicevo prima, variare di quel 1,5 m, 2 cambia, perché insomma quei pannettoncini, quei rialzi sono piccoli, sono veramente piccoli e centrarli non è semplice. Un altro tips che vi posso dare, insomma, su queste profondità, su queste calate, quando andate a calare, no, che aprite il barchino, che il piombo cala, contate i giri delle spire che escono. Ne fate 2 calate, no? Una in profondità e una dove pensate che ci sia il panettone.
se in profondità, ad esempio, sono 15 spire, dove c'è il panettone sono 8, siete giusti. E sì, anche questo può essere un ottimo metodo di confronto. È una cavolata, però se ci pensi, quello è proprio la sicurezza. Perché anche il Dipper, per quanto è un ottimo barchino, ora andremo nello specifico nel video dell'unboxing, sempre linkato qui sopra, però se guardi ti dicono che può sbagliare di 1 metro. Quindi col piombo sono sicuro che sono giusto. Sì. Bene, Andiamo. ottimo ragazzi, a tra pochissimo. Bene ragazzi, che dire? La sera sta arrivando. Oggi abbiamo girato molto col drone, abbiamo visto dei pescioni mega galattici, abbiamo visto tante koi, una butterfly, e ragazzi, che dire, la sfortuna è che sono a una distanza assiderale, si parla di 700 metri, sono totalmente dall'altra parte della cava, quindi mi dispiace, ma niente di accessibile. Dobbiamo solo sperare che le carpe questa notte girano e si avvicinino un po' ai nostri spot. E oggi abbiamo ricalato tutti e tre, abbiamo dato una rinfrescata agli spot. Io ho spostato una canna, l'ho messa per quel che può essere un po' più marginal, ecco, mi sono avvicinato leggermente sulla sponda che mi trovo alla mia sinistra. Come terminali ho voluto utilizzare il mio amato Combi Rig, e oggi, cioè per questa sessione, ho voluto utilizzare un D-Rig, perché penso insomma che un terminale in fluorocarbon sia meno visibile, ecco, sul fondale, un po' quello che dicevamo anche oggi, che per un posto come questo, dove le carpe sono veramente diffidenti, avere delle presentazioni tra virgolette invisibili possono aiutarci a catturare pesce, ecco. Ragazzi, voglio spendere 2 minuti per parlare un attimo della cava. Come diceva Michael oggi, una cava che si differenzia molto dallo standard, diciamo, in primis perché ha veramente poche postazioni per la quantità d'acqua che abbiamo, ecco, quindi in questa postazione possiamo veramente sbizzarrirci sugli spot di pesca. C'è da dire che è una cava di estrazione e ha un fondale prettamente piatto, però ci sono diversi scalini, piccoli panettoni, e pensiamo, ecco, che le carpe passano appunto sopra questi dislivelli del fondale. E niente, dai ragazzi, non mi rimane che tenere le dita incrociate. È partita ai nostri vicini di posta. Beh, insomma, un sollievo, perché comunque erano a cappotto, quindi mi auguro per loro che riescano a portarla a guadino, ecco, anche se non mi sembra. Però insomma non gliela voglio fare. No, non ce l'hanno. Mi dispiace per loro. Slamata, ferrata a vuoto, secca. Però vabbè, dai. Insomma, speriamo di non fare di non fare come loro, di non fare di portare il pesce davanti alla camera. Yeah.
Ragazzi, cosa vi devo dire? Adrenalina. Adrenalina, adrenalina pura. Bravo Stefano di Blast Bait che ha tirato fuori una pallina fantastica. Krill Explosion, il suo cavallo di battaglia. È la terza partenza su questa esca, ma la prima su questo spot. E la carpa sembra abbastanza combattiva. Ho fatto una piccola sfuriata, una partenza a treno, adesso c'ha la testa puntata in là. Vuole andare, però cerco di non dargli troppo spazio, anche perché ho paura che mi va alla mia destra dove ci sono delle legnaie, però tira e più avanti io non posso andare. Ragazzi, parliamo poco perché veramente qua i combattimenti sono da capogiro. Sono molto agitato. Se vedete tremare, vi chiedo scusa, ma forse sono più agitato io di Luca. Sono molto agitato. Con un D-Rig, un amo del 4 di casa PB, un amo che mi ha veramente dato grandi soddisfazioni nell'arco di questi 2 anni. Ragazzi, non so se riuscite. No, non si vede. Comunque la canna è sicuramente abbastanza piegata. Andiamo, vado in acqua. Beh, credetemi, un bel mattone anche questo, anche se per il momento non sta combattendo troppo. Ha fatto un paio di ripartenze molto leggere, però sembra un bel mattone. Col drone oggi, rega, abbiamo visto dei pesci mostro, dei pesci mega galattici. Speriamo di portarvela davanti all'obiettivo, sia per una gioia nostra, ma anche per una gioia vostra che siete sempre qui a supportarci guardando i nostri video. Intanto la carpa ha puntato verso la sinistra, che per me è un bene, perché alla destra abbiamo tantissimi ostacoli sommersi e soprattutto le canne di Michael. Cioè, certo, questo non vuol dire che a sinistra non ho canne, a sinistra ho le mie, però prendere le mie canne è molto meglio, sapete, che prendere quelle del socio. Diciamo che mi pagheresti un caffè, dai, siamo a posto. Ci sarebbero pescatori che ti taglierebbero i fili. Ok, è entrato lo shock. Ora ragazzi, lo so che ne ho messo parecchio, ma ho messo 30 metri di shock leader. Lo so che sono tanti. Da proprio delle testate leggere ma pesanti. Quindi raga, spero sia un pescione. Che è un pescione grande che fa fatica a muoversi da quanto è grosso. Ok, se è ritornato a sinistra, sta facendo un po' quello che vuole, se devo, cioè mi sta venendo incontro, ma sta facendo quello che vuole, letteralmente. Spero che la luce non dia troppo fastidio. Ho pensato di spegnerla, ma sono sicuro che potete capirmi. Cioè, qui sbagliare è un attimo e non vorrei mai perdere un pesce in un posto suggestivo come questo. Sei abbastanza vicino, Luca. Luca, io direi che li passo sul trepiede. Appoggiali. Sì, let's go! Raga, ce l'abbiamo fatta. Beh, raga, ce l'abbiamo, è dentro il guadino. Mike è inguadinata solo come solo lui sa fare. Raga, adrenalina, non è grande come quella di ieri, ma è comunque un gran pesce. Specchiona, forse non over, siamo sicuramente sui 16. Cosa dici te? 16-18? Sì. Adesso la pesiamo tutti insieme, vediamo quanto pesa. Sono molto contento anche di aver provato questa linea di Stefano Blast Bait, questa Krill Explosion, il suo cavallo di battaglia. Spettacolo, raga, spettacolo. Cioè,
Sto tremando, raga, adrenalina, potete immaginare adrenalina a 1000. Spettacolo, spettacolo, let's go. Pescione, raga. Beh, se non è 20 è 18. Raga, in queste fasi mi raccomando, controllate sempre le pinne. Dove cazzo c'è la pinna? Questa è una. E qua c'è l'altra, a posto. Tira su e gira e tiri fuori un attimo la culla. Aspetta. Mettiamo a 0. Aspetta. Vai. Ma che bisogna tirare via qua sotto, mi sa che. Vai. Non è over per poco. Beh dai. 18,4. 18 con la sacca. Ce la fai? Sì, sì. Che dire, raga? Sono contento. Sono contento, l'acqua è anche calda. Abbiamo visto prima di mangiare col dipper, faceva 23 gradi in superficie. E per me adesso si è anche scaldata, se devo essere sincero. O forse sarà l'adrenalina. Comunque, ce l'abbiamo. Let's go, raga. Lavoro di squadra. Let's go. La mettiamo in sacca e ve la facciamo vedere domani mattina? O ve lo facciamo vedere adesso? Facciamo vedere adesso. Sì, direi domani mattina forse è meglio. Così vi facciamo apprezzare la bellezza di questi pesci. Va bene, domani Li hanno visti dall'alto, è meglio che li vedano anche da vicino. Raga, che vi devo dire, spettacolo, spettacolo, ripeto, sono molto emozionato. Magari non è il pesce della vita, ma in un contesto come questo, un pesce da 17 kg porta comunque tanta gioia e emozioni a non finire, sono sicuro che potete capire. Contate che eravamo lì a guardare le clip che abbiamo girato oggi col drone, a guardare i 1000 pescioni che abbiamo visto, erano lì tutti e tre attaccati allo schermo del computer e una certa partita a cannone, raga. Oh, adrenalina. Magari adesso vi porto con me a fare la calata, che dite? Troppo carico. Boh ragazzi, ci siamo, andiamo a fare la calata. Ho già ricaricato il barchino con pastura mix che vi ho parlato anche oggi. Innesco particolare, sì, rivestito da aminogel e uno sfarinato insomma al pesce, che penso dia una marcia in più appunto all'esca. Questo non ne sono sicuro, ma penso che nel giro di 2-3 ore si sciolga e sicuramente mi ha aiutato, ecco, a fare una sorta di cambiamento di pH vicino all'innesco. E che dire, per adesso 3 pescioni me li ha portati, o meglio 2 pescioni a guadino, uno slamato, però insomma le risposte le ho viste, sono molto contento. Adesso in fast vi mostro la postura sul barchino e poi andiamo a calare insieme. Oh raga, easy easy. Ho delle krill, delle spice, un po' di aba, pellet, granaglie e fioccato, un po' di tutto bagnato con liquid food aba, e ho aggiunto insomma un piccolo booster che questo rimane una sorta di segreto Team FS, ma sono sicuro che ve ne parleremo poi nei prossimi video. Mettiamo giù il bestione. Momenti adrenalinici ragazzi, momenti adrenalinici. Adesso andiamo ad connettere il telefono con il barchino. Ok. Abbiamo anche dato un'occhiata al termoclino e sembra che sia intorno agli 8 metri, 7,5, e
Questa canna, ragazzi, è posizionata a 8,5, 9 d'acqua. Adesso Mike, se vuoi venire qua, gli diamo il punto. Cerchiamo di mostrarlo ai rega. Vai. Si vede? Sì, te l'ho chiuso un po'. Io, ragazzi, qua mi sono segnato diversi punti. Alcuni sono miei, altri sono di Michael. Questo è tutto il giro che ho fatto. Questo è il mio punto 1. Il barchino è partito, vi accendo le luci così da mostrarvelo. E lui va verso la big. Qui, ragazzi, potete vedere il termoclino. Adesso me lo segna a 6 metri. Non guardate tutti i pesci che sta segnando, che non sono reali, però vedete la striscia del termoclino. Raga, questa è una cosa veramente ottima, perché tanti di noi magari non ci pensano, ma come potete vedere sono piccole accortezze che ci portano veramente al risultato. Quindi di per questo penso che per questa sessione mi sta veramente aiutando a catturare carpe, quindi a volte la tecnologia è veramente al massimo. Bene, raga, adesso caliamo e magari ci vediamo spero più tardi con un altro pesce. Beh, ragazzi, che dire, quelle due luci sono le luci del barchino, siete parecchio zoomati, sono sincero, e come diceva Luca, sicuramente la notte aiutano parecchio a capire dove è direzionato. Ok, che il GPS e tutto, però aiutano veramente tanto. Vi apro tutto l'obiettivo per farvi capire quanto è distante. Non so se riuscite a vederlo ancora, ma erano quei due puntini là. Non ci credo, raga. Ah boh. Non ci credo. No, ce l'ha da qualche parte. Non ci credo, raga. Beh, ragazzi, se posso aggiungo questa cosa, soprattutto consigliato da Jack, ma l'avevo già riferita a Luca. Le ricalate erano stra importanti subito. Sentite come va. Minchia, Mamma mia. non ci credo. Notte di fuoco, appena calata, ha toccato il fondo e è partita. Guarda dov'è il barchino? Il barchino è qui sotto, ragazzi. Non ha fatto in tempo a tornare a casa. Stava ancora rientrando al barchino. Non ha fatto in tempo a tornare a casa che è Mi è partita partita. tra le mani, raga. È che pensa al pesce, non al barchino. Ok che sono tanti soldi, ti capisco. Mi è partita tra le mani, raga. Ok, speriamo di non perderlo. Ragazzi, come prima vi metto sul trepiede. Sono sincero, sono pesci importanti. Luca sta facendo una gran sessione e lo devo aiutare. Quindi a tra poco da un'altra inquadratura. Ma ragazzi, siamo in cioè Luca è in combattimento, lo assistiamo. Come dicevo prima, avevo messo sul trepiede, ora io mi preparo ad andare in acqua. Che dire, combattimenti sempre da capogiro, no Luca? Assolutamente, adrenalina. Poi qui c'è tanta acqua, pesci tirano da paura, raga. A volte bisogna trovare il giusto compromesso tra la pH dell'acqua e il pH della nostra esca. Sicuramente una composizione chimica che contrasta al fondale aiuta. Siamo vicini, forse 30 metri. Tieni una mano sulla luce perché quella non è stabilissima, sulla camera una volta che ha appoggiato forse. Ragazzi, sicuramente a me non mi vedrete, però sentirete la mia voce. Sono un forte sostenitore del
lavoro di squadra, specie in ambienti del genere, e io sono già in acqua. Qui sentite il pesce va, ne ha un sacco. Ah niente, ah niente, ah niente. Mamma mia. Niente, dicevo, continuando il discorso, specie in posti del genere, il lavoro di squadra penso che sia fondamentale. Oh, si è preso almeno 15 metri. Tosta, tosta, tosta. Che è entrato lo shock leader. Ha fatto un rumore che ti giuro mi stavo mettendo a piangere. Ragazzi, come vi ho detto prima, ho messo uno shock leader, ho abbondato tanto, ho messo circa 25-28 metri, forse in una canna anche 30, e in questo posto ci sono tantissimi crostoni, tantissimi ostacoli, tantissime cozze. L'ho messo su uno snag leader sotto consiglio del buon Mike del 060 e insomma per questi ambienti qua bisogna attrezzarsi con un'attrezzatura adeguata, non bisogna lasciare tutto al caso o non bisogna neanche venire giù poco attrezzati, ci vuole la giusta attrezzatura, il giusto equipaggiamento. Il pesce sta tagliando tutto a destra, ci abbiamo un crostone. È uscito sgallato. Boia! Beh, se posso È più aggiungere, grande. se posso aggiungere quello che stai dicendo tu, dai che se ti continui a tirare a destra spostati in punta. No, sta andando a profondità, cerca la profondità. Dicevo, se posso aggiungere sicuramente te l'ho consigliato, perché se tu pensi, no? Però hai il pesce più grosso che hai fatto circa 21 kg. Come tirava? Era un toro. Sì, era un toro, Anche ma per anche questa quello si t'ho sta detto. facendo dare del lei, Ora vediamo questa. Guarda là, è più grande di quella di prima. Va solo a vedere, rega, la pinna dorsale. Fa paura. Fa paura. Fa paura, eccola. Eccola. Non c'è un cazzo da fare. Quando i pesci hanno anche molta acqua, cercano sempre la profondità, non si arrendono sicuramente per un paio di tironi con la canna. Raga, sono momenti pieni di adrenalina. Viverli insieme ai propri amici, sapete anche voi, no? È una gioia, Io. è una gioia. Raga, mi ha dato una tirata, no? Ah, sti cazzi. Se ti tira ancora dacci, sposta la luce. Ho visto la cima, ho visto la cima, Ma ci dà ancora. ho visto la cima, ho visto la cima. Scusate il video. Si sta riprendendo tutto lo shock leader. Cavallo pazzo. Facendo la citazione di un amico. Un grande amico. Mi viene da dire che mi sento comunque fortunato perché tiene la parte sinistra del lago, che è quella con meno ostacoli, o meglio, ci sono degli erbai, ma sono molto meglio gli erbai che Che crostone. le massicciate, i crostoni, gli alberi sommersi, quindi teniamo le dita incrociate e con calma cerchiamo di portarla verso il guadino. Guardala lì. No, non è lei. O è lei? È lei, certo che è lei. Che cazzo. È lei o non è lei? È lunghissima, Vecchio, dai. È lunga, è lunga. E non vuole proprio, guarda, fa quel cazzo che vuole. Fa quel cazzo che vuole. Cioè, raga, voi non potete vedere, ma c'ho una 375 e si sta piegando in una maniera fuori dal comune. Cioè, credetemi, sono poche le volte che l'ho vista così piegata.
Guarda lì. Madonna, 20. un pescione. Io già te la sparo, 24. Guarda che testa, la testa è più grande della mia. Già te la sparo. Qua ci vuole la guadinata tattica. Vai Mike, arrivo piano, Arrivo piano, La sento che devo ripartire, vecchio. È dentro. Perché ha tirato fuori all'ultimo. Non sentivo che voleva andarsene. Si girava un po' la testa era nostra. Abbiamo una seconda chance. No, che c'è il crostone lì. Occhio Mike che non ti vedo. È lì, è lì. Boia, che schiena che c'ha. Mi voleva braccare, oh. Qui devo stare attento, c'è il crostone di sotto. Minchia, 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 minchia. Spostati là. Se ti tira a destra, spostati là. Tornate tiri da indietro, sopra. tornate indietro. Minchia, riga. Jack è attaccata bene al camp, vero? Sì. Ci manca che finisce la camminata. E tanto sto tenendo in mano io. Sì, ma se si sgancia da sopra. Che non si vuole arrendere, raga, non ne vuole sapere. Non gliene proprio zero. Oh raga, cioè mi viene a dire una cosa. A me non piace vedere minuti su minuti di combattimento. Ma certi tipi di combattimento sì che li voglio vedere. Non mi piace vederli nei canali YouTube o comunque nei video in generale. Ma combattimenti così io me li guardo volentieri, mi sa che ve lo cuccherete tutto anche voi. Cioè io non sono piccolino, raga, io qua ci do, ma questa non ne vuol sapere. Cioè non ne vuol sapere, si riprende metri e metri di lenza. Se consideri qui poco più avanti abbiamo già 10 metri d'acqua. Vuol dire tanto. Li vuole sfruttare tutti. Ah, adesso basta, non la vedo più. Cioè si sta andando a infrescare in mezzo a quelle alghe lì. Occhio che ti punta a sinistra. Tirala fuori da lì. Si è girata. Ok, Si è girata. la vedo. E là. Oh, yeah. Che toro. È un Vitel Tonné questo, Occhio che è Si è girata la rigirata testa in là. ancora, si è rigirata ancora. Punta proprio alle frasche. Tirala, Punta alle frasche, raga. tirala. Punta alle frasche. Sempre mantenere la calma in questi ambienti, in questi momenti, vicino al guadino. Niente Mike, niente. Niente. Stazione chiusa. Tranquilli. No, vecchio. Mike, vagli incontro per favore. Non so là quanta acqua c'è. È fermo. Sì. Però non so quanta acqua c'è. Aspetta, spostati bro. Non ho figli. Riesci a girarla? È partita la mia. No, ti ho preso. Raga, è partita la Ti ho preso mia. io. È dentro. Ah, scusate. È dentro. Minchia Mike, ti salterei addosso. Grande bro. L'hai cacciata. Quanto hai detto? 24. No, Di più? no, no. No, guarda che testa! C'ha la testa come Guarda la mia. qua! No, non è il mio PB, ma è 25 kg sicuri, raga. Sicuri. C'ha una testa grande come quella di Michael. E non sono piccolo io. Adrenalina, raga. Adrenalina. È la nostra passione, no? Beh, direi che adesso li stoppiamo un attimo. Ci riprendiamo. Minchia vecchio, incredibile. Incredibile. Catch and flex. Stop, bella. Fortuna ragazzi che l'altro giorno prima di partire ho avuto un presentimento. Ho portato il treppiede da pesatura. Non lo so, ce l'avevo lì, l'ho usato veramente pochissimo, forse una volta, questa è la seconda. Ho detto lo prendo, non si sa mai. Questo è il motivo. È grossa. È molto grosso. È grossa.
Ora. Vai. Ah, bisogna che mi togli la culla però. È imbroccata. 26. Che sei giusto qui in mezzo. Quanto? Porca troia, vecchio! Vendiamo! Vieni. Vieni. Oh, Non gira, vecchio. 29,8 con la sacca. È gigante. Bella raga. lì. È un mostro. Bella lì. Ottimo Grazie, lavoro, Nicolino. DH. Comunque sei stato un po' basso, eh. Io segnerei anche io 28, 29. Facciamo no. vedere ragazzi in camp, prendili. Diteci voi Ragazzi, cosa vi sembra. scrivete nei commenti. Non lo so. Io vedo 29,8. Voi cosa dite? Da dritti, perché non dobbiamo imbrogliare. E niente ragazzi, che dire. Tre meraviglie qui in sacca, sono circa le 4 di notte. Adesso riposano un paio d'ore e poi ve le mostriamo con la luce. E raga, non vedo l'ora, troppo gasato. Direi che per questa sessione di per questa ha veramente fatto la differenza insieme alle gran palline di Stefano, il suo cavallo di battaglia, Krill Explosion. Un'explosion, raga. Ragazzi, ci siamo. Questo è l'ultimo dei 3 pesci. Bellissimo. Uno specchio spettacolare. Sembra un dinosauro. Un pesce preistorico. Uno spettacolo. Una gioia, raga. Un gran pesce, raga. Un gran pesce. Un gran divertimento. Raga, spettacolo. Spettacolo. Questo è stato il primo pesce. Ieri sera. 18 kg. Un pescione. Anche questo un pescione. Una bellissima specchio. Che non voglio essere volgare, però ha cagato un sacco di chioccioline, c'è un sacco di chioccioline dentro la sacca. Un gran pesce anche questo. Un gran pesce. Vediamo se riesco a mostrarvelo prima che scappa. Gran pesce anche questo. Uno spettacolo. E una? No! Vabbè, È andata, vecchio. ma dove? Dov'è? È andata come un proiettile. Sì, ma non la vedo. Guarda, ha fatto la strisciata così. Ah, là sotto. È andata. Ci sono 2 motivi per cui non mi piace fare le foto in acqua, e uno è questo, l'altro è perché mi bagno tutto. Però dai, la foto ce l'abbiamo, la ripresa anche, sono contento. Raga, ci siamo. Non dico che sono venuto qua per questo, ma ho un pesce così sicuro non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Sapevo che in questa cava ci sono pesci mostro, però battere il mio personal best è una cosa fuori dal comune. Una cosa fuori dal comune, raga. È gigante. Sarà impegnativo. Ce la faccio! Ce la faccio! Stai ferma, cattiva. Bastarda.
Che caccia la testa che è più grossa della tua. Dai, provo un'altra. Niente. Sono sincero, non rende. Non rende quanto è grosso. Non ce la faccio. È riposizionato da Dio. Ragazzi, che dire, sono al settimo cielo, veramente al settimo cielo. Ringrazio Michael che mi ha voluto portare qua, ringrazio Jack per tutti i consigli, per avermi lasciato anche la posta migliore, perché sapete anche voi, possiamo metterci tutto l'impegno del mondo, ma se siamo in un punto brutto, in un punto dove il pesce non gira, è difficile fare pesce. Posta top, esche top, tanta dedizione, crederci sempre, risultato arrivato. Troppo contento, raga. Il mio personal best. Battuto di pochi etti, ma è sempre il mio personal best. Troppo contento. Troppo contento. Mi sembra doveroso fare un rilascio adeguato per questa magica carpa gigantesca. Vediamo se mi aspetta o se mi dà subito il pago. Andiamo, bella! Spettacolo! Ciao, bella! Spettacolo, let's go, sì! Andiamo! Guarda, quello che fa la faccia così. È bella. Ragazzi, qua mi prendono in giro per le facce che ho fatto in camera. Quella è bella. Scusate, ve la faccio vedere qui. Non so se si vede. Guardate che faccia che aveva. Niente, oh, ma secondo voi? Emozione. Mi metto qui così mi vedete. Aspetta, giriamoli. Secondo voi, no? Ma è possibile. L'ho portato in un posto nuovo che a mia volta mi ha fatto conoscere Il buon Jack. mio carissimo amico. E niente, io sto giro, raga, ho capottato. Ho già fatto sulle canne. Purtroppo, o per fortuna, questo lago qua ha, se vogliamo, un po' questo difetto. C'è tanta acqua, però gli spot sono veramente pochissimi. È difficile da trovare. Difficili da trovare. Sicuramente il barchino dipper ci ha dato una gran mano. Sì. I consigli di Jack, lo ringrazio ancora a video, ma l'ho ringraziato anche, insomma, dal vivo. Sono stati più che preziosi, perché anch'io l'anno scorso, quando ho fatto la sessione, come te l'ho detto a novembre, ho fatto 2 pesci. Sicuramente grazie a lui, perché ora non voglio dire dove abbiamo calato, sono sincero, però uno non ci penserebbe mai, e mi fermo qui, perché è giusto che comunque anche loro, insomma, facciano la loro esperienza di... Però se da un lato sono soddisfatto perché, insomma, portare un amico in un posto nuovo, dove batte il personal best, fa una sessione, diciamo la sessione dell'anno, non dico della vita ma dell'anno sicuramente. Una grande sessione, 4 pesci Belli, sì, combattivi. un over 20, cioè diciamo 2 over 20, 2 carpe da 18 kg, spettacolo. Non ho parole, spettacolo. Sono qua con la crapsack in mano perché voglio fare la tara ufficiale e definire il peso di quel grandissimo pesce. Quindi vediamo che sono curioso. Intanto mi sono anche tagliato col cannetto, ma per un pesce del genere. E niente, insomma, commentate cosa ci deve offrire, cena, non so, sushi se vogliamo stare tranquilli, pizza, pesce di quello proprio... Quant'è? Diciamo che l'esito non è dei migliori. Abbiamo 2 kg di sacca, però il personal best è stato comunque battuto. Secondo peso, ieri sera era 29,8 Sì. e adesso era 29,5 circa. Sì, 29,6, ha perso 2 etti, sì. Sicuramente i ragazzi sapranno tenere i pesci in sacca per un po' di ore, li fa cagare e Sì, perdono un po'. smaltiscono, ma comunque il personal best è stato battuto di 2 etti, possiamo dire. Insomma, diciamo che
se seguiranno il video, cioè il combattimento per intero, e avete visto il video dell'altro personal best di Luca fatto ad Atlantide, credo a mani basse che non ci sia paragone a livello di combattimento, cioè questa ti ha fatto dannare veramente l'anima. Questa ci ha fatto divertire, penso che vi siete divertiti anche voi, penso che l'adrenalina sia passata anche a voi, dai. Diciamo, ecco, insomma, rode un po'. È ripreso, dai, è ripreso. Cioè, Comunque, natura è ripreso. Sono sincero, ragazzi, ovviamente, cioè, la mia prima passione è la pesca. Ovviamente quando sei a pescare con soci di pesca, amici o quello che è, loro ti fanno i pescioni davanti, un po' ti rode, è normale, penso. Chi più chi meno è normale. Però dal lato, come dicevo prima, allo stesso tempo contento di aver fatto conoscere un nuovo posto a lui, e bello, penso che sia trovato da Dio. Sì, bellissimo. E insomma, che dire, ecco, giudicate voi, insomma, il combattimento avete visto, i pesci avete visti, e non lo so, insomma, bello sicuramente. Io sono sicuramente molto soddisfatto della pescata del Dipper, grazie ancora c'è la Licola, penso che pranzeremo qua, forse, sì. Non lo so. Diciamo che ho l'ultima cannonata, perché in questi giorni mi è toccato cucinare a me, però Masterchef. chiedete nei commenti, insomma, a Luca che vi risponderà, quindi taggate nei commenti Team FS, risponderà lui se è stato il suo gradimento, pranzo, cena e così via. E insomma su Instagram sicuramente avete visto, ho messo qualche cosina e in tanti insomma hanno visto i reel e così via. Sicuramente ci saranno le foto su Instagram, sugli altri social. Assolutamente. Andate a mettere like, mettete like a questo video, mettete like per questo pescione. Il personal best di Duetti, ma è sempre un personal best, sapete anche voi. Non lo so, però è un lago che veramente dà delle mazzate, raga. Cioè adesso voi avete visto questo pescione, però dà delle mazzate che non ne avete un'idea. Cioè qui si viene veramente a casa con la coda tra le gambe, testa bassa e zitti, c'è niente da fare. Gli spot sono pochi, le esche bisogna azzeccarle, perché anche quello sembra, no? Però uno trova lo spot, se l'esca non è giusta c'è poco da fare. Quindi anche qui ringraziamento particolare a Stefano di Blast Bait, che ha avuto una pallina che in questa pescata ha fatto la differenza, perché la utilizzava solo Luca. Gli spot di Luca, i miei, mi viene a dire il secondo giorno soprattutto, non erano così distanti, però la pallina ha fatto la differenza. Quindi ringraziamento a Stefano, sì, assolutamente. Ringraziamento a voi che ci seguite e comunque ci supportate con like, commenti, cioè anche sul nuovo format abbiamo già visto vari commenti sul podcast, ci dite che vi facciamo compagnia, questo è sicuramente, che dire, un cuore grande così, fuori dalla camera. Non so, ecco, conclude Luca, io quello che dovevo dire insomma l'ho detto, rinnovo i ringraziamenti a Jack, perché diciamo che sicuramente, anche se in piccola percentuale, questo pescione anche grazie a lui, che comunque ha fatto conoscere a me questo posto e a sua volta a te. Sì. Lascio la parola a te e esco. Raga, c'è poco da dire. Canne ancora in pesca, adesso si pranza. Se non vedete più niente vuol dire che noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Se no, ci vediamo dopo, magari con la carpa dei saluti. Grazie per essere rimasti fino qua. Se vi è piaciuto il video, commentate, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi va. E io sono ancora molto emozionato per il mio personal best. Quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!